bentrovati per il nostro Nord Estate. In studio con noi oggi Silvia Ferri de Lazzara. Grazie intanto per essere con noi. Silvia, tu sei la direttrice organizzativa di un festival cinematografico, The Tour Film Festival. Padova, in ottobre. Quali le date intanto? 18-22 ottobre al Porto Astra di Padova. Ecco, dei film un po' particolari questi. Certo, perché il tema di questo festival è un tema specifico. Abbiamo voluto creare una cosa un po' di nicchia, che è il Festival di Cinema di Viaggio. Certo, il viaggio, come ognuno di voi può immaginare, è molto ampio, perché almeno noi lo intendiamo così: può essere un viaggio classico on the road, quindi sulla strada, con la macchina, insomma quello che conosciamo forse più di ognuno di noi conosce l'on the road, ma può essere il viaggio nello spazio, il viaggio interiore, può essere anche il viaggio invece, non so, dei sogni, anche delle depressioni, insomma lo possiamo declinare, anzi lo declineremo ogni anno in maniera diversa. Non solamente però il cinema a Porto Astra, ci sono altre sedi? Sì, l'idea è quella di pian piano contaminare tutta la città di Padova. Quest'anno appunto iniziamo collaborando con l'università e quindi stiamo progettando, ormai siamo quasi in chiusura anche su quello, degli incontri proprio con i registi, i sceneggiatori, gli attori, che faremo proprio in collaborazione con l'università. Adesso la sede sarà ancora da definire, se sarà il Maldura, il Liviano, così, però sicuramente all'interno dell'università stessa. Lei prima ricordava proprio il tema, che è quello del viaggio, ma viaggio anche l'idea del viaggio. Lei raccontava un viaggio anche spirituale, ad esempio quello della depressione. Certo, indubbiamente. Adesso che abbiamo chiuso il concorso e sono arrivati parecchi film, abbiamo visto che la nostra prima preoccupazione era di non dare un'unica visione del viaggio. Diciamo che il pubblico... Quindi non quella classica, non uno quella prende classica. e si mette in viaggio. Esatto, No, un viaggio anche interiore, un viaggio che in qualche maniera ti porta ad andare fuori con la mente, con la tua spiritualità, ma magari fisicamente rimani sempre nello stesso posto. Assolutamente, rimani nello stesso posto, ma viaggi con i tuoi sentimenti, con la tua fantasia. A volte ci saranno anche dei film di animazione sull'immaginazione, quindi veramente declinato in più modi possibili. Ecco, questo festival quando nasce? Nasce quest'anno, quindi questa è la prima edizione, nasce ovviamente nei nostri pensieri più di un anno e mezzo fa, quindi insomma c'è un anno e mezzo di lavoro dietro, e nasce anche, devo dire, in collaborazione anche con Luca Trivellato, che è questo imprenditore illuminato, uno dei vari imprenditori illuminati che abbiamo qui in questo territorio, che ci ha accompagnato nella nascita di questo festival, da cui insieme, dalle sinergie, è nata questa idea di parlare di viaggio. E da lì abbiamo chiamato il nostro direttore artistico, che è Marco Segato. Marco Segato è un regista ormai affermato, insomma è già alla Biennale adesso che apre di Venezia, fa documentari e ha alle spalle anche altre esperienze di altri festival. Uno abbastanza conosciuto qui nel nostro territorio è il Euganea Film Festival, che è questo cinema ambulante nei Colli Euganei, e l'abbiamo chiamato per collaborare con noi e creare proprio il programma e darci la sua visione sul festival. Quali gli obiettivi? Gli obiettivi sono obiettivi importanti, perché la città di Padova, diciamo, sul cinema è tanti anni che investe. Infatti abbiamo scelto di fare un festival di cinema anche ripercorrendo quelli che sono gli obiettivi della città, non solo gli obiettivi di Fondazione Marce nostri. Infatti abbiamo a Padova una casa di produzione importante come la Iole Film, abbiamo case di distribuzione altrettanto importanti, abbiamo avuto la prima scuola di cinema all'interno dell'università, cioè c'è una storia sul cinema nella città che noi abbiamo voluto accogliere e che abbiamo voluto così portare all'interno di questo cinema. Quindi l'idea è di coinvolgere in primis tutta la città e farne un progetto importante per la città stessa e aprirsi ovviamente all'internazionale, cosa che abbiamo già fatto dalla prima edizione, e portare qui quindi talenti un po' da tutto il mondo e rivitalizzare il tessuto cittadino. Lei prima parlava dell'università, uno stretto legame. Sì.
È uno stretto legame che vorremmo che diventasse sempre più importante. Il festival non deve essere soltanto un'occasione per andare in sala a vedere dei film, ma deve essere anche un'occasione di crescita anche per gli studenti, anche per i cittadini, speriamo. E quindi vorremmo creare questi incontri dove ci sono dibattiti, domande, osservazioni sia sui film ma anche sul mestiere cinema, e quindi dare l'opportunità agli studenti che affrontano questa tematica di scontrarsi insomma dal vivo sui loro temi, le cose che poi studiano sui libri, insomma. Lei prima ricordava il direttore artistico Marco Segato, che in questi giorni è impegnato, lo ricordiamo, al Festival del Cinema di Venezia, che è iniziato proprio oggi, andrà avanti nei prossimi giorni, e domenica ci sarà un appuntamento importante per Marco. Sì, quale? Molto importante, la sua ultima fatica, diciamo, un documentario, L'uomo che amava il cinema, ed è un documentario su Tortolina, questo grande collezionista, questo grande personaggio del cinema di Padova, che appunto lui ricorda intervistando tantissimi, diciamo, personaggi importanti, padovani e non, e quindi inaugurerà il 2. Mi spiace che non sia qui, ma insomma sono sicura che avremo, esatto, infatti. Indubbiamente sarà impegnatissimo. Sì, sì, è un'esperienza stupenda, insomma siamo molto contenti perché questo ovviamente dà lustro anche al festival. Ma quindi... certo, indubbiamente. Beh, diciamo che comunque il Veneto, ma non solo il Veneto, anche il vicino Friuli Venezia Giulia sono molto impegnati su questo infatti fronte. abbiamo deciso in questa prima edizione di fare un evento speciale che si chiamerà Padova incontra il cinema, dove faremo proprio una giornata nella domenica, l'ultimo giorno del festival, dove incontreremo quelli che sono stati, diciamo, i personaggi che hanno lavorato nel cinema a Padova, quindi abbiamo nomi importanti perché possiamo anche ricordarne qualcuno. Abbiamo Mazzacurati, che è un grande regista, abbiamo Segre, che è un regista più giovane ma che, insomma, che ha vinto a Venezia l'anno scorso, insomma incomincia a essere un nome importante. Abbiamo attori come Citran, per esempio, che è un altro nome. Abbiamo il nostro presidente di giuria, che è Enzo Monteleone, che è padovano, non vive più a Padova, ma insomma le sue radici vengono da qui. E ne abbiamo moltissimi altri che lavorano in campi di luci, di montaggio, e quindi ci faceva piacere proprio anche far vedere i talenti che la nostra città produce nell'ambito del cinema. Quindi una grande tradizione che si sta portando avanti in queste Sì, una grande tradizione che fino adesso magari è stata poco promossa, ma che in realtà continua a produrre talenti eccezionali un po' in tutte le categorie del cinema, quindi importante. Sì, perché al di là effettivamente del Festival del Cinema di Venezia, che ormai insomma tutti conosciamo, ce ne sono veramente molti che stanno portando a galla anche dei film e tante esperienze cinematografiche, cortometraggi, lungometraggi e così via, estremamente significative. Sì, il festival è sicuramente adesso diventato un formato culturale estremamente conosciuto. Ce ne sono di tutti i tipi, però funziona, cioè non è solo un format di moda, è un format che funziona perché ha un ritmo molto facile per le persone e anche fa un approfondimento specifico che richiama ovviamente poi il proprio pubblico. Torniamo per un momento al Detour Film Festival. Ci sono delle sezioni, 3 sezioni, quali sono? Allora, le 3 sezioni sono ovviamente: il primo è il concorso internazionale, che si è chiuso ormai già da un mesetto e che abbiamo ormai anche finito la selezione, anzi proprio ieri abbiamo chiuso gli ultimi dettagli, diciamo, della selezione. Internazionale, quindi come ricordava aperto anche all'estero? Ah sì, soprattutto all'estero. Devo dire che sono arrivati circa 200 tra film e documentari, che per una prima edizione è un numero molto buono. Molto elevato. E sono arrivati da tutto il mondo. E tra l'altro, tra i migliori che abbiamo selezionato, abbiamo cercato di fare una selezione che veramente mappasse un po' tutte le parti del mondo, però ci siamo accorti che le filmografie più interessanti, cioè i film o documentari più interessanti che ci sono arrivati, arrivano da posti un po' meno diciamo così conosciuti, come il Sud America, per esempio, moltissimi cileni, messicani, argentini, quindi è un mondo, una cinematografia che sta venendo molto avanti, sono estremamente bravi, molto attenti, molto freschi anche come linguaggio.
abbiamo scuole come la scuola polacca, tantissimi film fatti molto bene. Quindi una grande opportunità anche poi per chi potrà vedere questi film, per conoscere delle realtà. Assolutamente, realtà nuove anche della Grecia, per esempio. Adesso la Grecia sta vivendo un periodo molto difficile, certo. Però culturalmente, come spesso succede, è molto attiva e molto, molto fresca. Quindi sono tutte opere che la gente potrà vedere al nostro festival, perché non sono ancora uscite in sala, saranno delle prime quindi, e che difficilmente poi magari verranno viste se non si gira in certi ambiti. Certo. Quindi sarà un'occasione sicuramente. Sarà una grande opportunità per chiunque volesse partecipare. Sì. Molto bello sia per, diciamo, chi vuole venire soltanto una serata, ma certo. chi magari sarà in grado di seguire tutti i 4 giorni del festival, riuscirà veramente a farsi un piccolo panorama su quello che è la cinematografia o il documentario oggi nel mondo. Concorso e poi? Ecco, questa era la prima sezione, poi abbiamo una sezione invece proprio di incontri di omaggio all'autore, certo. dove abbiamo scelto quest'anno di fare un focus su Werner Herzog, che insomma lo conosciamo tutti, non ha bisogno di presentazioni, ma è uno dei più grandi talenti cinematografici, diciamo, del mondiale. Veramente ha fatto di tutto, dal regista allo sceneggiatore, certo. ha scritto persino opere liriche, ha fatto 50 pellicole, insomma è un talento estremamente multiforme proprio. Ma avrà trasmesso anche un film documentario? Vengono trasmessi 2 documentari, uno in 3D, quindi sì, è anche certo. una cosa tra l'altro nuova per il documentario avere questa idea della terza dimensione, e invece un altro senza, normale in 2 dimensioni, uno più introspettivo, proprio dicevamo, che affronta quello che è il viaggio interiore, e un altro invece più spettacolare, così avremo due ottiche diverse. Poi avremo anche un'altra sezione invece che chiamiamo eventi speciali, dove all'interno abbiamo raccolto una serata e un incontro anche poi all'università con Ferrario, che invece è un italiano, ci fa piacere appunto anche che ci sia un nome italiano, dove appunto proietteremo Piazza Garibaldi, che è questo documentario che ha ripercorso il viaggio di Garibaldi, dei 1000, quindi ci parlerà della nostra Italia. Certo. E poi avremo anche invece un evento speciale con questo film cult che ci viene prestato dal British Museum, quindi dall'Inghilterra, che è La rabbia giovane di Malik. La rabbia giovane è un film stupendo, veramente cult, che chi l'ha visto merita rivederlo, perché magari non è che passa molto spesso, quindi è un'occasione anche questa, che racconta proprio di quella che può essere le problematiche della gioventù di allora, ma che sono quelle di oggi, poi cambia, ci si poi ritrova. Così tanto, ci si ritrova comunque, i problemi della gioventù, nonostante il tempo passi, rimangono abbastanza invariati, sono le problematiche che ci si porta dentro in fondo. Infatti, quindi quello sarà un bellissimo film da rivedere, e poi avremo invece degli incontri che accennavamo prima all'università, ma anche degli altri incontri con il cineturismo, con la Film Commission di Padova, che ci verrà questo esperto di cineturismo che è di Cesare, che è anche consulente per la Biennale, insegna a Ca' Foscari, insomma un personaggio interessante, che ci racconterà anche di questa idea di viaggiare cercando di ripercorrere quelli che sono state, non so, i set di alcuni film, oppure posti che hanno in qualche modo un legame col cinema particolare, quindi può essere anche uno spunto, se uno ha voglia di fare delle vacanze alternative, per viaggiare ripercorrendo quelli che sono appunto questi set cinematografici. Ci racconterà un po' di questo, e poi avremo degli incontri appunto che adesso stiamo ancora definendo con gli universitari, con sceneggiatori, attori e varie quindi è anche una possibilità importante per gli studenti universitari di mettersi a confronto questi giorni, saranno una piattaforma di lavoro. Assolutamente, direi. Infatti tra l'altro faccio anche un invito, stiamo chiudendo un gruppo di volontari che vogliono collaborare con il festival, chi vuole aderire, diciamo, e collaborare con noi ben venga, ci chiami, ci scriva, perché ci sono appunto tante categorie all'interno del festival dove uno può incominciare a fare una piccola formazione se desidera poi lavorare in questo ambito, ovviamente, e quindi ben venga, insomma.
Da chi è promosso questo festival? Allora, chi ci ha seguito sin dall'inizio è stato, come ho ricordato prima, Luca Trivellato, che è della Trivellato, insomma la concessionaria Mercedes, che aprirà a Padova per la prima volta, e quindi il legame anche sul viaggio è evidente, perché si è cercato qualcosa che raccontasse quello che è il movimento della macchina. E poi ovviamente abbiamo l'Intesa San Paolo e Super Flash, che sono due realtà che comunque sul cinema si muovono da tantissimi anni anche a livello nazionale. Hanno fatto dei bellissimi corti, hanno finanziato dei bellissimi corti, ma anche dei film in realtà importanti. E Super Flash invece in realtà è una realtà nuova che si apre ai giovani, agli studenti, quindi molto vicino a quello che è l'università. E quindi il mondo giovanile, il che mondo si cerca anche di coinvolgere in questo modo. Sì, 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 è un segnale proprio per questo mondo. Fondazione March è quella che in qualche maniera sta dando la possibilità a questo festival di essere organizzato. È stato appunto promosso da Fondazione March, io sono la presidente e la direttrice di Fondazione March anche, e poi insomma è stato co-ideato anche con Marco Segatto, con il nostro direttore artistico. Fondazione March è una realtà che ormai esiste sul territorio da quasi, entriamo nel 6º anno, insomma è giovane ma lo stesso ha incominciato a fare un po', ed è una fondazione un po' atipica perché lavora proprio sulle strategie culturali, cioè cerca di trovare e di fare dei progetti, lavorando con gli artisti, che però siano poi calati nel territorio di competenza, che può essere Padova, il Veneto, l'Italia, l'internazionale, quello poi va definito di progetto in progetto, però trova la strategia culturale migliore, diciamo, per attivare un territorio. Quindi può essere un festival di cinema, ma può essere una mostra d'arte, può essere invece una serie di convegni, dipende. Il target? Il target di fondazione o del festival? Di fondazione. Allora, il target di fondazione è vario, nel senso che l'arte contemporanea, l'arte attuale si rivolge un po' a tutti, si rivolge ormai un po' a tutti. Certo che noi puntiamo moltissimo sempre sui giovani. Ecco qua, infatti questo volevo ritornare, questo si vede ovviamente in fondazione, ma poi si vede anche all'interno del film, con l'impegno ad esempio con l'università, che mi sembra estremamente significativo in una realtà poi come Padova, quindi c'è un continuum in qualche modo. Sì, infatti è un continuum che noi vogliamo rimarcare, perché oggigiorno insomma la cultura sta attraversando periodi difficili. Molto. Però penso... E questo soprattutto per i giovani che in questo momento stanno sicuramente pagando un prezzo per i molto giovani alto. che vogliono lavorare in questo settore, perché il settore è magnifico, è stupendo, però purtroppo con grandi difficoltà, quindi bisogna motivare grandissimi tagli, poche opportunità, e quindi insomma io spero che questi progetti motivino i giovani che ancora di più, per fargli capire che qualcosa è possibile fare, bisogna crederci e quindi aver voglia di partecipare, però insomma qualcosa c'è. Ritorniamo al The Tour Film Festival, ricordiamo le date, Silvia, se possibile. Allora, il The Tour inaugura il 18, apre proprio faremo anche una grande festa all'inizio, poi inauguriamo al cinema e chiude il 22, che è la domenica, ottobre. Quindi mercoledì 18, domenica 22 ottobre, sono quasi 5 giorni. Sì, esatto, e sono tutte, diciamo, le proiezioni vengono gestite tutte al Porto Astra, che è questo cinema che è la Guizza, e ci saranno delle proiezioni dalla mattina alla sera con 2 film addirittura a mezzanotte, uno per il venerdì e uno per il sabato sera, quindi se poi vi collegate al nostro sito troverete il programma. Ricordiamolo, dovrebbero averlo anche visto i telespettatori di Telechiara, perché è stato mandato in sottoimpressione, magari possiamo ricordarlo, le informazioni sono sul sito www.detourfilmfestival.com, troverete tutto anche il programma, lo metteremo a breve, quindi ve lo potete scaricare e poi anche scriverci per qualsiasi dubbio e informazione. Insomma. E tutti i cittadini possono accedere. Assolutamente, aspettiamo tutti i cittadini volentieri, l'invito è proprio per tutti. Ci saranno film adatti veramente ad ogni fascia di età, ci saranno, come ricordavo prima, anche dei film di animazione. Quindi anche per bambini. Quindi volendo anche per i bambini.
a tutte le ore, quindi chi ha bisogno, non so, le mamme che hanno voglia, magari che hanno la mattina e vogliono venire a vedersi un film, invece il pomeriggio lo studente magari che è libero dalle lezioni, Certo, le due certo. serate classiche, addirittura i cinefili che a mezzanotte vogliono venire al cinema E sarà troveranno, possibile anche esatto, quello. Quindi basterà consultare Silvia De Tour, il sito www.detourfilmfestival.com .com, e si troveranno tutte le informazioni. informazioni. Ripetiamo, 18-22 22. ottobre, quindi tra pochissimo finisce il Festival del Cinema di Venezia Inizia e questo. parte il Festival cinematografico del viaggio, se così possiamo chiamarlo, benissimo. che si terrà a Padova. Bene. Ringraziamo la nostra ospite Grazie a Silvia voi. Ferri de Lazzara, grazie infinite per essere stata qui con noi. Grazie a Non voi. lasciateci però, perché dopo la pausa pubblicitaria ancora potete stare con noi con Nord Estate, quindi a tra pochissimo. E rieccoci dopo la breve pausa pubblicitaria, ancora a Nord Estate, in studio con noi adesso Antonella Stelitano, che ringraziamo per essere qui con noi, grazie. E Antonella, tu sei giornalista ed esperta di sport e ci hai portato 2 libri, entrambi 2 tue pubblicazioni che possiamo anche far vedere, vediamo se riusciamo ad inquadrare. Eccole qua, questa, Le Olimpiadi all'ONU. E anche un libro particolare che ci dicevi aver avuto immediatamente un grandissimo successo. Pio X, le Olimpiadi e lo sport, Antonella. Entrambi 2 tue ultime pubblicazioni, perché hai già pubblicato diversi libri. Sì, sono gli ultimi nati di una serie che è dedicata sempre però allo stesso argomento, che è lo sport e le sue implicazioni a livello sia internazionale che nazionale, e soprattutto lo sport come strumento poi per riuscire a realizzare obiettivi che vanno oltre il mens sana in corpore sano, quindi obiettivi di fratellanza, di pace, ma anche dei corridoi umanitari, anche possibilità di superare confini, di lavorare su temi importanti in un modo molto semplice che arriva più facilmente magari dei canali diplomatici normali. Iniziamo da quello che tu hai definito forse il più divertente, un inaspettato successo che ti è proprio scoppiato tra le mani, giusto Antonella? Sì. Prima mi dicevi proprio così. Pio X, le Olimpiadi e lo sport. Sì, questo è un libro che ho scritto insieme ad altri 2 amici, non eravamo amici prima ma lo siamo diventati dopo, divertendoci moltissimo e appassionandoci a questo libro. E gli altri 2 autori sono Quirino Bortolato, che è un grande esperto di Pio X, e Alejandro Dieguez, che è un assistente degli archivi segreti del Vaticano. Questo libro nasce perché nelle memorie de Coubertin racconta di aver incontrato Pio X e come trevigiana questo accostamento mi aveva incuriosito, ho detto ma guarda, de Coubertin incontra un papa ed è un papa di Treviso. Certo. E da lì, andando in cerca, abbiamo avuto l'idea di andare a cercare questo dossier, di vedere se c'era qualcos'altro legato a questo incontro, e con stupore di tutti abbiamo trovato molto materiale, ma anche materiale divertente che racconta di un Pio X diverso da quello che di solito ci viene descritto come papa antimodernista per certi aspetti. Invece era molto divertente nel suo appoggiare, molto entusiasta nel suo appoggiare le attività di ginnastica degli oratori che cominciavano allora con Don Bosco e più o meno in tutta Italia a crescere e a formarsi, ed era un personaggio che appoggiava l'idea dell'educazione fisica come mezzo per una sana educazione dei ragazzi. E quindi rimbrottava anche i suoi cardinali quando gli dicevano ma insomma questa cosa, santità. E lui diceva no, 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 è bello, faccio anch'io se serve, così vedete che la cosa non ha nessuna controindicazione, se la fa il Papa la possono fare tutti. E quindi è stato molto divertente e a noi è piaciuto molto realizzarlo, e il libro sta avendo un successo che non immaginavamo, perché abbiamo avuto recensioni dalle Filippine al Brasile a tutti i paesi europei, e quindi siamo rimasti un po' colpiti, ma in effetti è un libro anche divertente, credo, da leggere. Antonella, tu prima ricordavi de Coubertin, magari così citiamolo e ricordiamolo un po' ai nostri telespettatori. Pierre de Coubertin ha avuto l'idea a fine Ottocento di andare a riesumare un avvenimento che era scomparso da 2600 anni, ed erano i Giochi Olimpici.
E l'idea che lui aveva, che magari è poco nota, non era solo quella di creare un evento sportivo. Lui voleva creare un'occasione, la chiamava di educazione mondiale. Il suo obiettivo era migliorare il mondo e renderlo più pacifico. Questo perché credeva che mettendo insieme giovani di tutto il mondo si potessero in qualche modo superare le barriere, si potesse dare un'occasione di pace in più al mondo. E questa era la sua visione, che era una visione assolutamente utopistica 100 anni fa, 120 anni fa, e che invece oggi è stata sposata in pieno dalle stesse Nazioni Unite, che hanno individuato nello sport lo strumento più efficace ed economico, come l'ha definito Kofi Annan, per realizzare gli obiettivi del millennio dell'ONU, cioè quelli che sono gli obiettivi che in questo millennio la comunità mondiale vuole realizzare, che vanno da eliminare la povertà alle pari opportunità, alla difesa dell'ambiente, per citarne alcuni. Ebbene, l'ONU ha individuato nello sport il partner ideale per realizzare questi obiettivi. Quindi questo signor de Coubertin, che oggi viene ricordato soprattutto per una frase, l'importante è partecipare, che poi non è neanche una frase sua, ma non è poi completa, perché lui intendeva che si partecipasse facendo tutto il possibile per vincere, quindi dando sempre il meglio di sé, lavorando al meglio, dando il massimo, accettando la sconfitta, quindi un'idea abbastanza etica anche dello sport. Ecco, in realtà lui ebbe un'idea che 100 anni dopo è modernissima, quindi questo era Pierre de Coubertin. Ecco, ritornando al libro di cui si parlava prima, Pio X, le Olimpiadi e lo sport, secondo te qual è stato il merito e l'influsso che Papa Pio X ha dato in questo senso? Ma è quello che poi hanno riconosciuto i papi che sono venuti dopo di lui, perché Giovanni XXIII, quando accoglie gli atleti che si erano recati a Roma per i Giochi Olimpici del 1960, ricorda Pio X e dice agli atleti: vi aspettavamo da tanti anni in Vaticano. Quindi lui riesce a dare una direzione di apertura dello sport come strumento educativo, come strumento che può far avvicinare i giovani, che può stimolare non solo un senso di correttezza nel comportamento, di quello che si dice il fair play nello sport, no? Certo. Ma anche di solidarietà, di comprensione, di fratellanza, di mettere insieme persone che arrivano da paesi molto diversi, di farli stare insieme in una maniera gioiosa ma anche poi educativa. Ti sei divertita a scrivere questo libro? Ci siamo divertiti tutti e tre a scrivere questo libro, moltissimo, e abbiamo lavorato molto bene insieme e devo dire che è stata una scoperta per noi e vediamo che poi anche chi lo legge ci dice le stesse cose. Noi abbiamo gente che ci telefona a casa perché l'ha letto, vuol sapere se si può andare in cerca anche di un'altra cosa, se ci è capitato di leggere, di trovare. In realtà il materiale ce n'è moltissimo e noi abbiamo selezionato una parte di questo materiale per realizzare così uno strumento proprio anche alla vigilia delle Olimpiadi. Però insomma chi vuole cimentarsi, il materiale ce n'è, quindi speriamo che altri dopo di noi vogliano proseguire nella ricerca. Passiamo invece al secondo libro, un libro di ricerca costato 3 anni di lavoro. Questo sì, rispetto al precedente, questo era quello che avevamo programmato con la CLEUP qui di Padova per la vigilia di questi giochi e racconta di questo impegno che l'ONU ha messo verso lo sport. Ed è un impegno che segue un po' l'evoluzione dei diritti dell'uomo e quindi si parte dal caso del Sudafrica, quindi dalla politica di apartheid. Se voi ricordate, insomma, anche poco tempo fa il film Invictus ci racconta di come Nelson Mandela abbia usato il rugby, utilizzato il rugby per riunificare la lo sport nazione. come veicolo di unificazione. Esatto. E qui anche le Nazioni Unite sono partite un po' da usare lo sport indicandolo come un diritto, quindi un diritto di tutti, indipendentemente, cioè uomini, donne, bambini, anziani, deve essere un'opportunità aperta a tutti. E da lì è partito poi per andare a vedere che cosa in realtà lo sport può fare in molti altri settori in cui lavorano e operano le Nazioni Unite, come quello della pace, perché lo sport in realtà ha permesso all'ONU per la prima volta nella sua storia di votare una risoluzione all'unanimità. E l'unica risoluzione votata, appoggiata da tutti e proposta da tutti è una risoluzione sullo sport, è una risoluzione
per esortare all'applicazione della tregua olimpica durante i Giochi Olimpici, cioè ad ogni celebrazione delle Olimpiadi si chiede al mondo di fermare tutte le guerre in corso. Non sempre questo è stato possibile, anche per Londra non si è riusciti perché quello che accadeva in Siria è andato contro le risoluzioni delle Nazioni Unite, però invece in molte altre occasioni questo ha permesso anche di aprire corridoi umanitari, non so, durante la guerra nell'ex Jugoslavia oppure in Ruanda. Ci sono state molte opportunità di fermo bellico che ha permesso di andare proprio a lavorare concretamente, perché questo non è un appello così solo formale, è un appello cui segue una politica sostanziale, cioè di appoggio di tutte quelle iniziative per far conoscere ai giovani lo sport come strumento di pace, per parlare di questo argomento, per lavorare affinché tutti possano accedere allo sport, che per noi in Italia è una cosa abbastanza ovvia e normale. Già parlare di sport al femminile in alcuni paesi è già molto più difficile. Infatti a Londra, che si è conclusa da poco, proprio questo prima mi accennavi, le donne ad esempio. Londra quest'anno ha dato prova di quale fosse proprio la politica del Comitato Olimpico e anche delle Nazioni Unite a questo punto sul tema della donna. Il Comitato Olimpico ha imposto qualche anno fa che all'interno di ogni rappresentativa nazionale ci sia almeno una donna, e questo è sicuramente un aspetto rivoluzionario per squadre di paesi come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi, per esempio, che non avevano avuto donne nelle precedenti edizioni, e questo ovviamente impone poi anche i cosiddetti dress code, che sono tutti i vari codici per regolamentare gli abiti delle donne che devono gareggiare, perché il caso della judoka mi pare fosse iraniana, è stato emblematico, si è dovuto immaginare, pensare a un abbigliamento che le permettesse di gareggiare nel rispetto di quello che era la sua religione, e quindi questo apre anche possibilità nuove di definire delle politiche di pari opportunità anche attraverso lo sport. Nel 2005, ricordavi prima, l'ONU ha dichiarato che cosa? L'ONU nel 2005, il suo segretario generale ha detto che lo sport è oggi lo strumento più importante che le Nazioni Unite hanno a disposizione per il perseguimento degli obiettivi del millennio, che sono appunto, come dicevamo, obiettivi che vanno da eliminare la povertà estrema, alla mortalità infantile, alle pari opportunità, alle politiche ambientali, di sviluppo. Lo sport è un ambito molto semplice, semplificato, in cui tutti seguono le stesse regole, in cui è più facile incontrarsi, non serve il linguaggio della diplomazia per comprendersi, quindi è un modo molto semplice di avvicinare le persone, e le Nazioni Unite lo hanno proprio sposato come uno strumento eccellente in questi anni, e hanno anche creato un ufficio nel 2008, ad hoc, quindi da poco, da pochissimo, pochi anni, che si chiama Ufficio per lo Sport, Pace e Sviluppo. Non è l'Ufficio per lo Sport e il tempo libero, quindi già questo la dice lunga su quelli che sono gli obiettivi che si vogliono realizzare usando anche questo strumento, che quindi è uno strumento nuovissimo. E questo libro raccoglie un po' la storia di come lo sport è entrato al Palazzo di Vetro all'ONU e sia oggi uno degli strumenti considerati più importanti, ma ci sono poi molti simboli di questa unione poi dell'ONU con lo sport. La bandiera dell'ONU sventola a Londra nei siti olimpici. Quest'anno un tratto della torcia olimpica è stato portato dal segretario generale dell'ONU, quindi ci sono vari momenti anche simbolici per far vedere questa amicizia. E c'è da dire poi che lo sport è un Parlamento ancora più grande delle Nazioni Unite, perché le Nazioni Unite raccolgono 193 Paesi membri e il Comitato Olimpico ne raccoglie 204. Quindi vuol dire, addirittura lo supera, quindi vuol dire che ci si riconosce di più nella legge dello sport che nella legge, insomma, delle Nazioni Unite, si crede di più, insomma, di fare bene, magari mettendosi insieme a livello sportivo, sì. È un paradosso. Quindi è proprio un grandissimo veicolo. È un grande veicolo oggi, sì, sicuramente. E che può essere utilizzato.
nel bene e nel male, come Certo. tutto, cioè le strumentalizzazioni ci sono dappertutto, però è una possibilità in più, se viene usata bene, insomma, è una possibilità con costi più ridotti, perché lo sport non è solo quello del professionismo. Certo, certo, ovviamente. Lì- Ricordavi prima con Papa Pio X gli oratori, ad Gli esempio. oratori. Quindi Gli lo sport oratori, diventa un veicolo quotidiano, semplice, sì. per lo stare insieme, per il divertimento e anche per la salute fisica, E perché anche per bisogna la anche salute. ricordarlo. Beh, Mentale e fisica. anche per la salute. Ci raccontava poco tempo fa Yuri Keiki che appoggia una campagna per la salute dei bambini, che lui vede ogni anno sempre più bambini obesi. Sì. E questo non è solo un problema del bambino obeso, quindi della sua salute, è anche poi diventa un problema e un costo sociale. Quindi investire nello sport serve anche ad investire per abbassare dei costi sociali, perché lo sport poi è una terapia di riabilitazione, lo sport c'è anche per le persone che sono in età più avanzata, Certo. insomma è un modo per stare bene, ci sono cardiopatie, malattie diabetiche che hanno un indubbio beneficio da un minimo di Da pratica un'attività sportiva sportiva, sì, controllata, certo. controllata. Lo sport, ripeto, non è solo l'1% del professionismo ad alto livello e pagato. Sport agonistico Lo ad sport alti è livelli. tutto una ramificazione di base che coinvolge più o meno oggi più del 30% della popolazione italiana in maniera regolare. E mentre nel tempo di Papa Pio X quanti potevano godere di questa No, opportunità? pochissimo, Pochissimi, vero? pochissimo. Pochissimi. Là siamo agli esordi proprio. Lì siamo agli esordi, ma soprattutto lo sport coinvolgeva meno dell'1% della popolazione nazionale ed era usato, inizialmente era palestra, quindi addestramento militare, Sì. oppure passatempo, ma solo per certe categorie sociali. Introdurre il tema degli oratori, dei ricreatori, ha permesso di allargare lo sport a livello di base, quindi ai ragazzi, ai bambini. Poi se si pensa che le prime società sportive in Italia nascono a fine Ottocento, il primo Giro d'Italia è del 1909, queste sono le cose insomma, più antiche che abbiamo, quindi le prime federazioni nascono agli inizi del Novecento. Quindi lo sport è proprio giovane in questo senso. Lo sport ha un secolo di vita, oggi poco giovane. più, è giovane, sì. E diciamo che è stato molto importante anche questo intervento del Papa per far sì che lo sport divenisse un bene comune, possiamo anche dire quasi così. Ma a lui viene riconosciuto questo merito di aver aperto il Vaticano allo sport. Poi ovviamente non c'è stata una salita progressiva, sempre costante, poi ci sono state 2 guerre in mezzo, dobbiamo pensare anche che a livello sociale la situazione è costata molto. Però poi diciamo che lo sport ha avuto una crescita costante negli anni. E ogni Papa poi da Giovanni XXIII ha accompagnato con un messaggio ogni edizione dei giochi, ha incontrato gli atleti, è intervenuto a manifestazioni sportive. Beh, Papa Wojtyla è stato forse quello lui stesso più uno sportivo, esatto, sciava, più camminava. attento. Però ecco, Pio X no, ci ha molto affascinato invece per questo. Qualche aneddoto, Antonella, di come lo sport sia riuscito anche a superare dei momenti, ovviamente superare tra virgolette, dei momenti di grande tensione e difficoltà. Prima ricordavi ad esempio un atleta tedesco durante la seconda guerra mondiale, che ne dicesse Hitler, ci raccontavi prima, che chiacchierava amabilmente con chi? Con Jesse Owens. Quindi ci sono delle foto che sono conservate che valgono poi più di un sacco di parole su questi argomenti. E quindi ci sono delle foto di questo atleta nero di colore che aveva vinto le sue medaglie d'oro e che Hitler si era rifiutato di premiare, quindi era uscito prima delle premiazioni per non dover premiare questo atleta nero. Però nello stesso tempo ci sono le foto di questo atleta che chiacchiera e sorride e scherza con l'atleta di punta della squadra di atletica tedesca, Lang, che era un ragazzo biondo, occhi azzurri, bianco, classico tedesco, e quindi in un momento in cui le Olimpiadi di Berlino erano viste da Hitler come un modo per sponsorizzare insomma, il suo regime in tutto il mondo, questa foto, già solo questa foto fa crollare tutta l'impalcatura insomma,
che Hitler voleva. Ma poi c'è l'episodio famoso delle gare di ping pong tra gli atleti cinesi e americani negli anni 70, la ping pong diplomacy, che era riuscita ad abbattere il muro tra Stati Uniti e Cina. Ci sono gli episodi delle due Coree che sfilano insieme ai giochi di Seoul. Ci sono diversi episodi in cui lo sport riesce a fare un passo in più, perché tutto sommato, insomma, che problema c'è a stare insieme? Uguali per tutti, e che problema c'è a stare insieme? Quindi questo libro, un po' Le Olimpiadi all'ONU, vuole raccontare questo? Questo libro si racconta un po' proprio questo passaggio dello sport da passatempo a diritto di tutti, quindi dei bambini, degli atleti disabili. Oggi iniziano anche i giochi, le Paralimpiadi a Londra, delle donne, degli anziani, il diritto di tutti, ma anche un diritto non solo del singolo, proprio un diritto dei popoli, e quindi diventa anche allo stesso tempo uno strumento per far valere un diritto anche alla pace, perché lo sport nell'antica Grecia, i giochi olimpici, nascono come evento di pace, e questo vorrebbero tornare ad essere, e quindi un diritto alla pace anche attraverso lo sport. Grazie Antonella, ti Grazie ringraziamo tantissimo, ricordiamo nuovamente i tuoi 2 libri che rimostriamo, ecco qua, Le Olimpiadi all'ONU di Antonella Stelitano, Pio X, Le Olimpiadi e lo sport. Entrambi i libri sono disponibili, Antonella, lo ricordiamo ai telespettatori. Dove possono trovarli? In libreria. In libreria, in una qualsiasi libreria. In una qualsiasi libreria. Benissimo, grazie Antonella ancora, grazie e grazie a tutti i telespettatori di Telechiara. Nord Estate torna come sempre domani alla stessa ora, alle 13 e alle 18. Grazie per averci seguito, a tutti una buona continuazione su Telechiara.